Ultima giornata, 12 punti di differenza, mai abbassare la guardia perché nel futsal la sorpresa è sempre dietro l'angolo, angolo da cui il Vigoreal nascosto vuole fare una sgambetta al Granitico Arzignano. Dalla Love Palme, buonasera con Udino Baggio per Roploz. Zuccon, Iabre, si sposta lentamente, poi esce Tumiatti, servito al volo la deviazione, gran sinistro di Tumiatti. Va Tumiatti dalla bandierina con il sinistro, quindi a uscire proprio per il destro, al volo di Zuccon, parata non semplice. E sia Marchese la controlla, ruletta per andare con il sinistro, invece manda in porta Zanatta, mette giù Tommaso Meneghello, il tocco per Mattia Meneghello, il destro, il palo, Iabre Tumiatti, Iabre muove orizzontalmente De Cristoforo ad occupare la posizione di destra. Zuccon prepara il destro che arriva Feiza Castrati, vicino a lui De Cristoforo. Castrati si accentra, Tumiatti vuole l'1-2, Castrati invece di nuovo da De Cristoforo, Castrati manovra alla perfezione. Meneghello, errore in costruzione, De Cristoforo può andare, finta di De Cristoforo deleva De Cristoforo, la rincorsa del mancino, va il 22 e passa sotto le gambe del portiere. 1-0 esterno dell'Arzignano, la firma del numero 22. Meneghello, di lui l'autore della prima rete che ha aperto le danze alla Love Palme. Meneghello prova ad andare, va a destra, Meneghello, grande uscita di Castrati, lascia lì De Cristoforo, si stacca, poi allunga sulla destra, Castrati lo serve, De Cristoforo ha spazio, deleva, fa partire i suoi, Zanatta, il tocco veloce da Meneghello è tornato Castrati, Bongu, a rimorchio Bongu, Iabre, Zuccon per il dai e vai, ottima la palla d'esterno per i 14 che carica, palo, incredibile. Meneghello contro Castrati, prova ad allungare sulla sinistra, ma Castrati è bravo e quindi recupera palla, 2 contro 1, Zuccon da solo, Zuccon deleva, Marchese a destra, il Messia l'appoggia a Meneghello, può andare ancora dal Messia, Meneghello però va da solo, adesso arriva l'1-2 che si chiude proprio con il Messia d'esterno, il palo di Meneghello, balza, Tumiatti prova a rilanciare ma svirgola e il Messia al volo, Zanatta con il destro trafigge Marzotto, il colpo di tacco del numero 7, classe 92, porta in parità il Vigoreal allo Love Palme 1-1, è un gol spettacolare da mix card di Roploz, quello di Zanatta. Trovate sempre le informazioni nel link in descrizione, andate a vederle. Meneghello, Zanatta, cucchiaia, non ci arriva Iabre, quindi El Messia controlla, esce Marzotto, riparte Iabre, la scivolata di Zanatta di fronte a Marzotto, il cucchiaio, poi ci va di testa alla fine. Marchese, la pressione di Tumiatti, riprende palla all'Arzignano, Iabre, Zuccon con il destro deviato del Messia. De Cristoforo gli lascia spazio Marchese, che trova Castrati con il destro sul palo. Meneghello si ferma, Marchese, Meneghello la rivuole dietro, Marchese però va da solo sulla sinistra, Meneghello con la maglia 22, 1-2 che si chiude, poi Secchieri, bellissima la palla di Meneghello per Secchieri che e il Messia resta bloccato, il risultato, Marchese rischia un autogol clamoroso, il Messia da Zanatta che non trattiene il pallone, lo consegna agli avversari, quindi Castrati può andare, Castrati su Meneghello, una finta, lo salta, se lo mangia e poi insacca il gol del 2-1 Arzignano a 5:50 dal termine, porta la firma del numero 15, classe 2002, Feiza Castrati. Secchieri ha spazio per andare sulla destra, c'è anche Meneghello, Secchieri consegna a De Cristoforo, fulmina così deleva con un sinistro a fil di palo che vale 3-1 Arzignano. Brison con il tacco da Marchese, resta in posizione il 3, Marchese va in verticale, Zanatta, Marzotto a porta vuota, Zanatta addosso al numero 10, Marzotto rincorre Meneghello, Marzotto lancia lungo per Zuccon, palo esterno con una mossa, deleva al centro del campo, sbaglia lo stop Meneghello e quindi la palla resta lì, ancora De Cristoforo con il gol numero 7 della sua stagione, fa 4-1 quando manca 1 minuto e 17 al termine. Brison, tocco per Marchese, trova solo il sinistro direzionato in porta, poi ritorna sui suoi passi ma gli scivola questo pallone a Frison e consegna il gol che chiude definitivamente le danze allo Love Palme. Si ferma Meneghello perché finisce qui l'incontro, si alza il pubblico ad applaudire i ragazzi del Vigoreal nonostante la sconfitta, ha espresso un ottimo futsal fino a 5 minuti dal fine dell'incontro, è rimasto in partita con l'1-1, poi ha subito il gol di Castrati e la doppietta di Ciro De Cristoforo e sono valsi la vittoria per l'Arzignano che trova ancora 3 punti fondamentali.